Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net, edizione del mattino con le ultimissime di cronaca. Partiamo subito con dei problemi legati alla distribuzione dell'energia elettrica in corso a Monfalcone. Il ripristino è previsto tra le 13 e le 13:30. Telefoni dell'amministrazione comunale irraggiungibili a causa dell'assenza dell'energia elettrica. Distribuzione ha comunicato che a determinare il blackout, cominciato intorno alle 22 di ieri sera in alcune zone della città, è stato determinato da 4 linee interrate di media tensione che alimentano 52 cabine fornitrici di energia per la bassa tensione. Probabilmente la causa è dovuta al caldo eccessivo e alla forte umidità che ha mandato in tilt il tutto. Come detto, entro le 13:30, massimo le 13:30, Enel conta di ripristinare la fornitura di energia elettrica all'intera città. Nel frattempo il sindaco Anna Maria Cisint sta raccogliendo segnalazioni per danni gravi dovuti all'assenza dell'energia elettrica attraverso la mail del comune sindaco@comune.monfalcone.go.it. Chiaramente poi una volta che sarà ristabilita l'energia i cittadini potranno usare anche i metodi tradizionali. Ora parliamo di istruzione, bonus psicologico Friuli Venezia Giulia e opportuno strumento in più le dichiarazioni dell'assessore Rosolen. Assessore Rosolen, il bonus psicologo è una novità assoluta per quanto riguarda Friuli Venezia Giulia. È una novità assoluta che si inserisce all'interno del disegno nuovo che abbiamo fatto rispetto a tutto il diritto allo studio, che non si sovrappone a quelle che sono le misure nazionali, quelle che sono le misure già attuate dai nostri servizi sociosanitari e quelle che sono le misure dell'ufficio scolastico regionale tramite il Ministero dell'Istruzione. Un'opportunità che diamo a tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado di poter accedere a un percorso di sostegno breve rispetto al quale poi la definizione di tutti gli altri aspetti è demandata agli specialisti. E andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, i dati ci sono appena giunti: 3.530 tamponi molecolari, 292 nuovi contagi, 7.211 test rapidi antigenici realizzati, 2.315 casi per un complessivi 2.607. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti 165. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 5 persone. Andiamo a dare uno sguardo al tempo prima di chiudere, andiamo proprio sulla schermata che si sta aggiungendo attraverso il radar meteorologico per dire e soprattutto capire la situazione per quanto riguarda il meteo dalle nostre parti. Vediamo se riusciamo, perché ci scusiamo un attimo, ma ci sono dei problemi, come potete vedere, anche a livello tecnico, non dovuti a noi, ma proprio per il caldo e l'umidità che ci impedisce proprio di poter anche operare in un certo senso ecco qua, vedete, purtroppo il segnale va e viene, ma ripetiamo, non è dovuto a noi, proprio la forte tensione del caldo sta mandando un po' in tilt anche le linee del telefono.
Nel pomeriggio probabili temporali sparsi, prima in montagna e poi anche in alcune zone di pianura o costa. Non è escluso qualche temporale un po' più forte. Sulla costa soffierà a tratti il Borino. Farà ancora caldo, ma sarà meno intenso. Questo è il bollettino che ci è appena giunto anche dall'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Chiaramente ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Comitel ricerca un programmatore per ampliamento organico. Luogo di lavoro Pordenone. Titolo di studio in ambito informatico. Buona conoscenza gestione database. Dimestichezza con linguaggi di programmazione, in particolare linguaggio C, Java, JavaScript, PHP. Per candidature inviare curriculum a info@mediatriveneto.com oppure telefonare allo 0434 31 63 25. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.